È tutto pronto per la 35esima edizione del Carnevale di Montevago, che andrà in scena dal 28 febbraio al 4 marzo. 5 giorni di festa, allegria e divertimento per le vie del centro belicino, che ogni anno richiama visitatori da ogni parte della provincia. Venerdì 28 febbraio si inizia con il posizionamento e il montaggio dei carri allegorici in Corso Colombo. Sabato 1 marzo la grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie cittadine e la presentazione ufficiale dei carri e dei gruppi sul palco di Corso Rosselli. Domenica 2 marzo, il Carnevale dei bambini in Piazza della Repubblica sfilate. Lunedì 3 marzo, ancora sfilate. Martedì 4 marzo il gran finale con la corteo a partire dalle 17 e poi la chiusura in piazza con il Carneval Show di Nanà alle ore 24. La manifestazione è promossa dal Comune di Montevago, in collaborazione con l'Unione dei Comuni delle Terre Sicane e diverse associazioni del territorio, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e dell'ARS. Anche quest'anno, dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, puntiamo a organizzare una manifestazione di qualità, all'insegna del sano divertimento. Il Carnevale è da sempre molto sentito a Montevago, ogni anno rinnova la sua capacità di attrarre visitatori da ogni parte della provincia e non solo. Ringrazio tutti i ragazzi delle associazioni che si stanno impegnando per la buona riuscita dell'evento, l'assessore comunale alla cultura, Settimo Moderno, e l'ufficio tecnico per il lavoro di coordinamento e per la sicurezza, la polizia municipale, le forze dell'ordine e i volontari di protezione civile che saranno impegnati nei 5 giorni della manifestazione. Un ringraziamento alle istituzioni regionali che ci stanno consentendo in questi anni di poter valorizzare ancora di più il nostro carnevale. Vi aspettiamo in tanti, ha concluso, per vivere insieme a noi i momenti del carnevale e per visitare il nostro paese.